Buongiorno a tutti da Enrica Maggi e benvenuti alla 13ª puntata del tutorial sull'Austria. Continuiamo anche in questa puntata a spiegare le caratteristiche, molte volte davvero vantaggiose, del sistema tributario austriaco. Abbiamo già evidenziato la scorsa volta come in linea di principio in Austria siano deducibili tutti i costi che l'imprenditore sopporta nell'esercizio della sua attività aziendale. Oggi vorrei parlarvi di un altro tema molto interessante che è quello del recupero dell'IVA a credito. A questo riguardo evidenzio che in generale l'IVA in Austria ammonta al 20%. Ci sono poi alcuni specifici settori in cui può ammontare al 10%, come per esempio nell'ambito dei generi alimentari oppure dei libri. In casi residuali invece l'IVA ammonta al 13%. Le società austriache sono tenute a redigere e a depositare le dichiarazioni IVA o mensilmente oppure trimestralmente, a seconda del regime a cui sono sottoposte. Se in ragione della dichiarazione IVA che è stata depositata la società ha un credito IVA, tale società può decidere se richiedere il rimborso di tale credito. In questo caso la società ottiene il rimborso entro qualche settimana da quando viene effettuata l'istanza e la legge non prevede che lo Stato austriaco possa richiedere delle garanzie a questo riguardo. Chiaramente le autorità tributarie porranno particolare attenzione nel caso in cui l'importo a credito sia piuttosto elevato, ma vi posso comunicare dalla mia personale esperienza che gli importi dell'IVA a credito vengono rimborsati agli imprenditori che ne hanno diritto entro poche settimane da quando viene depositata l'apposita istanza. Un altro tema rilevante nell'ambito del diritto tributario austriaco è legato alle società holding, che vengono spesso costituite in Austria per i particolari vantaggi che il sistema offre a questo riguardo. Tali vantaggi derivano dalla normativa comunitaria, ma avendo l'Austria sottoscritto e ratificato una fitta rete di trattati contro le doppie imposizioni, anche con paesi terzi, tali vantaggi valgono anche molto spesso nel caso in cui la società holding austriaca detenga partecipazioni societarie al di fuori dell'Unione Europea. In particolare, i dividendi che affluiscono ad una società holding austriaca provenienti da una partecipazione ad una società di capitale straniera che sia equiparabile ad una società di capitale austriaca e svolga un'attività concreta sono esenti da imposte alle seguenti condizioni: che la holding austriaca abbia mantenuto una partecipazione minima del 10% nella società di capitale straniera e che tale partecipazione sia stata mantenuta ininterrottamente da almeno 12 mesi anteriori alla data del bilancio. È quindi importante sottolineare che a tali condizioni la holding austriaca può ricevere esenti da imposte i dividendi della sua affiliata straniera, spesso anche nel caso in cui la stessa abbia la sede in paesi extra UE. Se vi è interessato questo tema, continuate a seguirci. Nel corso della prossima puntata cercherò di dare risposta anche alla domanda se è più opportuno costituire in Austria una filiale di una società straniera oppure una società figlia della stessa. Se vi è piaciuto questo video, cliccate su like e condividetelo. A presto, alla prossima puntata e cari saluti a tutti!